In onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Poi lo pulisco io. Puliscilo bene, quello lì puliscilo bene e poi lascialo lì. Prego Fabrizio, Lega Liguria. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi tempo un po' nuvoloso, ieri ha pioviginato un pochino, però temperature molto calde, siamo intorno a 21-22 gradi, anche di notte le temperature sono piuttosto alte. Speriamo che il prossimo fine settimana non piova, non dovrebbe piovere, quindi benvenuti in Liguria per il prossimo weekend. Ma passiamo subito al primo ospite della mattinata, che è il nostro assessore comunale uscente Francesca Corso. Ciao Fra, ci sei? Buongiorno, ciao Fabri, buongiorno. Dove ti trovi in questo momento, Francesca? Sono nel centro di Genova perché devo fare qualche commissione, diciamo che burocratica, che ci spetta dopo questa tornata elettorale, e confermo che è un caldo umido veramente fastidioso. È un po' fastidioso oggi, sì, nuvoloso. Ascolta, allora partiamo subito con la notizia di cronaca del giorno, che in realtà di ieri pomeriggio è scoppiata questa rivolta nel carcere genovese di Marassi, una rivolta che ha coinvolto circa 200 detenuti, in prevalenza stranieri o di origine straniera. Insomma, una rivolta che è stata questi violenti disordini che sono stati sedati grazie all'intervento tempestivo degli agenti della polizia penitenziaria, che non metteremo mai di ringraziare ovviamente, e anche all'intervento delle altre forze dell'ordine, carabinieri e polizia, che hanno circondato il carcere di Marassi, che si trova proprio accanto allo stadio di calcio Luigi Ferraris. La polizia locale ha fermato il traffico in tutto il quartiere, un cuore della città sostanzialmente, perché è molto vicino a Genova Brignole, al centro, tenuto in ostaggio appunto a causa di questi detenuti che hanno fatto questa rivolta. Insomma, un problema che si trascina avanti da tanti anni, però il sindaco facente funzioni uscente, candidato del centrodestra, aveva già cominciato insieme alla Regione Liguria delle interlocuzioni con il Ministero della Giustizia, tra l'altro anche con quello dello sport per quanto riguarda la storia Ferraris, per trasferire il carcere genovese di Marassi altrove. Dico bene, Francesca? Sì, perché quello che è successo ieri purtroppo è l'epilogo, se vogliamo, di un problema che noi conosciamo molto bene qui a Genova, nel senso che la posizione del carcere di Marassi ha dei pro sicuramente, ma anche dei contro, ed è legata soprattutto al fatto che è un carcere che è completamente nel centro della città. Quindi questo che cosa comporta? Che in una situazione come quella di ieri, di disordini, di pericolo, tutta la città in qualche modo è stata di fatto paralizzata, perché appunto il quartiere di Marassi è stato messo, diciamo, è stato bloccato, chiuso dalle forze dell'ordine, che sono state costrette ad intervenire. Questo ha fatto sì che tutto il quartiere appunto fosse paralizzato, e fossero paralizzati non solo i residenti, ma tutti coloro che in qualche modo dovevano attraversare la Val Bisagno, e questo chiaramente per motivi di sicurezza. Quello che è successo ieri poi, oltre a denotare quanto questa posizione sia completamente complicata appunto a livello gestionale per quello che è il carcere stesso, ha messo anche in risalto però delle altre problematiche, che anche queste sono ben note al centrodestra, soprattutto alla Lega, perché da sempre la Lega si è dimostrata molto vicina alle questioni poste da quelli che sono i sindacati di polizia penitenziaria, perché quello che è successo ieri ha fatto vedere come la carenza di personale all'interno delle nostre carceri, il sovraffollamento delle nostre carceri, le mancate condizioni di sicurezza non solo per gli agenti ma spesso anche per i detenuti portino a questo genere di problemi. Ieri è dovuta intervenire non soltanto tutta la polizia penitenziaria, ma anche tantissimi agenti dei carabinieri in tenuta antisommossa, altre forze dell'ordine appunto a garantire la sicurezza per strada. Questo per sedare una rivolta di facinorosi, di circa 200 detenuti, che hanno fatto scoppiare appunto questa rivolta stessa, perché pare che tutto sia nato da
una violenza ai danni di un detenuto stesso. Di tutto questo che cosa rimane? Rimangono 3 agenti feriti, e questo sicuramente è il dato che più ci preoccupa e che sicuramente vede la nostra vicinanza e solidarietà per degli agenti che lavorano spesso in condizioni precarie e molto brutte. E in più rimane anche il fatto che ora che la calma è tornata grazie a questo intervento tempestivo e sicuramente molto attento, succede che cosa? Succede che comunque il problema permane, perché questo è un carcere sovraffollato, ma questo carcere è lo specchio di tutte le carceri italiane. Noi abbiamo tantissime carceri che hanno sovraffollamento, e l'hai detto tu in partenza, spesso questo sovraffollamento è portato anche dal fatto che la maggior parte dei detenuti siano persone provenienti da altri paesi, che magari nel nostro paese non potrebbero nemmeno stare, e che quindi vanno a sovraccaricare una situazione già precaria. Il tutto in un contesto nel quale gli agenti di polizia penitenziaria sono sempre meno, quindi siamo in carenza di organico in tutta Italia. Questo è chiaramente un appello al Ministro della Giustizia, perché bisogna intervenire non soltanto aumentando quelle che sono le assunzioni, ma aumentando i dispositivi di sicurezza, aumentando quella che è la sicurezza stessa degli agenti che operano all'interno e di tutti gli operatori del carcere, perché ieri per esempio una delle prime operazioni che è stata fatta dagli agenti è stata quella di mettere in salvo tutti gli operatori dell'amministrazione penitenziaria, perché ci sono tante altre persone che lavorano all'interno del carcere e che chiaramente devono essere tutelate a loro volta. Quindi di nuovo abbiamo visto l'intervento di un corpo di persone assolutamente preparato a qualunque tipo di evenienza, ma che non può continuare a rischiare del proprio per delle situazioni che devono essere gestite a livello centrale. L'abbiamo sempre detto, continuiamo a ribadirlo oggi che siamo noi al governo, perché è giusto che comunque la coerenza venga assolutamente ascoltata e anche poi ripagata. Quindi queste persone meritano il nostro applauso e tutta la nostra solidarietà per questo tristissimo episodio di cronaca che è avvenuto nella nostra città, ma che purtroppo sentiamo troppo spesso avvenire ovunque. Ecco, diciamo che stamattina, già ieri sera comunque la situazione era sotto controllo, è tornata la calma nel carcere, calma relativa ovviamente nel carcere di Marassi, dove ricordo tra l'altro oltre il 60% dei detenuti, almeno secondo le ultime stime, secondo gli ultimi dati, è straniero o di origine straniera. Come ricordavi anche tu prima, Francesca, ecco, io ti ho chiamato perché tu appunto in passato sei stata molto vicina anche ai sindacati di polizia penitenziaria, certo. Conosci molto le donne e gli uomini che lavorano all'interno del carcere di Marassi, lo hai visitato alcune volte. Ecco, loro un po' come vivono questa situazione, come lavorano, in quali condizioni sono costretti a lavorare. Ecco, è questo che ti volevo chiedere, visto che tu hai un contatto diretto con loro. Allora, io ieri subito ho sentito gli agenti che conosco, che fanno parte di sindacati differenti, che devo dire che poi di fatto, per quanto spesso i sindacati parlino con voci diverse, in realtà parlano in questo caso all'unisono. Lamentano un'assenza da parte dello Stato in qualche modo, che per quanto effettivamente il nostro governo, la nostra parte politica sia molto più attenta rispetto a quelle che sono le tematiche che li riguardano, ancora però bisogna fare un intervento molto forte. Quindi vivono tutte queste situazioni con grande frustrazione, perché in qualche modo quello della polizia penitenziaria è un corpo di forza armata che viene quasi messo in secondo piano rispetto a tutte quelle altre che sono le forze dell'ordine, perché spesso ce ne dimentichiamo, la polizia penitenziaria non è la prima forza dell'ordine che chiaramente chiamiamo per intervenire in caso di necessità, ma è una di quelle forze dell'ordine assolutamente necessarie per garantire la sicurezza non solo delle nostre carceri, ma l'abbiamo visto ieri appunto dei nostri quartieri, e quindi si sentono in qualche modo un po' abbandonati, si sentono un po' un corpo di serie B, se così si può dire, e dunque appunto chiedono a gran voce non soltanto di essere ascoltati e di ricevere solidarietà per episodi come quello di ieri, ma soprattutto chiedono delle assunzioni tempestive all'interno di quelle che sono le nostre carceri italiane, ma chiedono anche appunto maggiore sicurezza rispetto a quelli che sono i presidi in loro dotazione, piuttosto che anche quelli che sono degli orari di lavoro che siano più umani. Spesso abbiamo visto che la carenza di organico, come succede in tanti posti di lavoro, porta a dei turni esasperanti, nel senso che è capitato ancora in questi giorni che ci fossero dei turni di
oltre 20 ore per qualcuno, perché appunto era necessario coprire magari l'assenza di qualcun altro. Io devo dire che nel carcere di Genova non solo abbiamo un corpo di polizia penitenziaria assolutamente performante, assolutamente attivo, ben preparato e ben disposto, ma abbiamo anche una direzione che devo dire essere molto attenta non soltanto alle esigenze dei detenuti, che comunque chiaramente vanno tenute a mente, ma anche grande collaborazione, dimostra grande collaborazione nei confronti degli agenti stessi. Quindi la direttrice, il direttore Tullia Ardito, devo dire che ha sempre un occhio di riguardo per quelle che sono le condizioni dei suoi uomini, perché chiaramente è interesse di tutti. Però devo dirti, per chiosare e rispondere molto velocemente, che appunto la situazione, il sentimento un po' comune è quello di frustrazione e forse un po' di sentimento di abbandono, e questo assolutamente non dobbiamo né possiamo permetterlo. Io sono sempre dell'idea, come accade in tantissimi altri paesi extraeuropei, per colpa dell'Europa non possiamo farlo, chi entra in Italia e delinque appena viene arrestato, dato che ci sono 3 magistrati che decidono l'arresto, sia il sostituto procuratore PM, il capo della procura e il giudice per indagini preliminari, via espulsione, rimpatrio immediato fuori dall'Italia, e così si dimezzerebbe già il numero delle nostre carceri, e quindi i problemi sarebbero, diciamo, un po' più un po' di meno, ecco, un po' tanto di meno. Però al momento, per colpa di questa Europa e questo buonismo, questa politica buonista non si riesce a fare, e vabbè, andiamo avanti così. Senti, Francesca, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro, grazie della tua testimonianza, soprattutto per quanto riguarda gli agenti di polizia penitenziaria, che ringraziamo ancora per il tempestivo intervento, insieme a tutti gli altri appartenenti alle forze dell'ordine, dai carabinieri alla polizia e agli agenti di polizia locale che sono intervenuti a Marassi ieri. Ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Fra. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie ancora al nostro assessore comunale uscente Francesca Corso, e rimaniamo sempre a Genova e andiamo ancora più sul territorio, perché dovremo avere già in linea il nostro assessore municipale uscente del municipio Bassa Val Bisagno, che è proprio il territorio dove sorge il carcere di Marassi, e consigliere municipale di nuovo eletta, tra l'altro ha fatto la prima della Lega, Sonia Paglialunga. Sentiamo. Buongiorno se la Sonia a tutti. è in linea. Ciao Sonia. Ciao, buongiorno, eccomi. Buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento? Grazie Sonia? per l'invito. In questo momento sono a Genova, nel territorio del municipio Bassa Val Bisagno, naturalmente. Sempre sul territorio, grazie a te per essere intervenuta. Tu, ecco, abbiamo sentito già la Francesca Corso che ci ha riportato un po' il sentiment, come si dice in ambito finanziario, comunque il parere anche degli agenti di polizia penitenziaria. Ecco, io volevo sapere un po' invece il sentiment che si vive tra gli abitanti della Bassa Val Bisagno, quartiere proprio alle spalle di Genova Brignole, intorno allo stadio Luigi Ferrari e al carcere di Marassi, che sono sostanzialmente adiacenti, perché insomma un po' da anni che insomma queste servitù gravano sul territorio della Bassa Val Bisagno. Sì, esattamente. Allora, intanto mi fa piacere esprimere la mia solidarietà agli agenti feriti per gli episodi di ieri. Come appunto avete saputo e avete sentito, il quartiere è stato sotto assedio per ore per questo episodio. Il carcere si inserisce proprio nel tessuto abitativo del quartiere di Marassi, perché proprio è al centro, tra Corso De Stefanis, quindi è veramente a pochi minuti dal centro. I cittadini naturalmente sono molto
scocciati è un termine, è un eufemismo, sicuramente sono molto infastiditi da quello che è successo da questo episodio, perché naturalmente è stato bloccato il traffico e si è paralizzato tutto quanto. Una struttura di questo genere al centro della città non va bene, e infatti ricordiamo che il comune, la giunta Picciocchi, aveva già iniziato un percorso, un'interlocuzione con il Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sport proprio per spostare il carcere e metterlo in una zona più idonea, che veniva incontro alle esigenze del quartiere, oltre che naturalmente del carcere. Come sai, la sinistra, la Salis, si era detta assolutamente contraria, quindi vedremo che cosa succederà in questo momento. Poi sicuramente la cittadinanza ha anche appunto un problema proprio di inserimento di questo edificio all'interno della struttura abitativa. Ecco, senti, si parlava appunto di questo, di trasferire il carcere di Marassi. Chiaramente sì. Altrove credo che si parlasse del quartiere di Coronata, che è sì. alle spalle di Genova Cornigliano, dove, tanto per i nostri radioascoltatori che non conoscono un territorio, dove sorgeva l'Italsider, nel ponente cittadino. E chiaramente di là c'è qualcuno che ha storto un po' il naso, soprattutto perché ma arrivare fino a su per i familiari dei detenuti è un po' un problema, siccome è un quartiere collinare, ecco, però sinceramente restituire quel grande spazio a un grande quartiere come quello appunto della Bassa Val Bisagno di Marassi, certo. Sarebbe un'opera veramente valida per la popolazione. Tra l'altro mi sembra che Marassi sia uno dei quartieri più popolosi di Genova, adesso non so quanti migliaia di abitanti sono Bassa Val Bisagno sono 40.000, mi sembra, una cosa del genere. Allora, guarda, il municipio Bassa Val Bisagno, così com'è, quindi compreso anche San Fruttuoso e Quezzi, ha 77.000 abitanti circa. È il secondo municipio più popoloso di tutta la città, perché il primo è il centro-est, quindi è davvero un quartiere, soprattutto quello di Marassi, molto popoloso, molto vivo, con tante attività commerciali. Quindi una struttura inserita in questo contesto non è assolutamente più idonea, ecco, al periodo moderno, ecco. Poi non entro nelle contestazioni del fatto che i parenti devono avere facilità di accesso e di andare a trovare, a visitare i propri parenti, i propri congiunti al carcere. Ecco, io direi che è altrettanto importante quantomeno l'esigenza dei cittadini di potersi muovere in libertà e di avere magari questi spazi a disposizione della cittadinanza, perché era proprio quello che si diceva durante il periodo della giunta Picciocchi, era di dare questi spazi alla cittadinanza, magari ipotizzando anche spazi sportivi, spazi aggregativi o di qualsiasi altro genere. Ecco, senti, raccontaci un po', tu che abiti appunto in zona, ieri la giornata, come l'hai vissuta tu personalmente? Hai visto queste decine di camionette di poliziotti, di carabinieri, e sono intervenuti anche i sanitari del 118, ovviamente, ambulanze, sono intervenuti pure i vigili del fuoco. Insomma, questo assolutamente, è stata vissuta con grande apprensione questo episodio di ieri, perché naturalmente magari lo spieghiamo per chi non lo conosce e non è del territorio. Questo stadio si trova a poche decine di metri da una di quelle che è la strada principale di Marassi, che è Corso De Stefanis, quindi come hai visto c'erano persone che filmavano i carcerati sul tetto a poche distanze comunque dagli immobili, dagli appartamenti. Quindi i carcerati si vedevano sui camminamenti, sui tetti, perché c'è anche un problema anche del personale amministrativo anche, che è stato salvato dalle forze dell'ordine, tra virgolette, no? Esatto, esattamente, ed erano tutti impegnati, infatti c'era un gran numero, oltre che di forze dell'ordine, di polizia e carabinieri, anche gli agenti di polizia locale che sono accorsi, perché essendo proprio al centro questo stadio è contornato da strade, quindi abbiamo molte arterie principali, quindi i punti da dover presidiare erano effettivamente molti e quindi hanno bloccato naturalmente il traffico. Quindi oltre all'apprensione di per sé dell'evento c'è stato anche un grande disagio proprio di viabilità.
che Genova ha già una struttura complessa di per sé nella viabilità, quindi questo ha creato forti problemi e grandi malumori naturalmente. Senti, ma i carcerati si vedeva cosa facevano mentre distruggevano, perché dai palazzi più alti, credo appunto alle spalle del Corso De Stefanis e forse anche da Via Montaldo, che è dall'altra parte del fiume Bisagno, già un po' il campo di calcio si vede, e l'interno del carcere si riesce a vedere un po' o no? Io non sono riuscita a vederlo, ho visto questi filmati delle persone che appunto riprendevano dai balconi dove c'erano questi diciamo carcerati che si arrampicavano addirittura per cercare di raggiungere le parti più alte. Poi fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite a riportare l'ordine all'interno del carcere e quindi è rientrato tutto. Ecco, però la parte interna, ti dico la verità, non l'ho vista. Non si riusciva a vedere, perfetto. Non si riusciva a vedere. Abbiamo ancora un paio di minuti, proprio pochissimo tempo con te. Benissimo. E volevo un po' parlare, stavolta cambiare pagina e parlare un attimino di politica. Dicevo poc'anzi che tu sei stata la più votata della Lega per quanto riguarda le elezioni amministrative nel tuo municipio, quindi ti facciamo veramente tanti complimenti, perché tra l'altro io la Sonia la conosco da diversi anni e se lo merita, perché è sempre sul territorio, molto preparata, una persona molto preparata e che si dà molto da fare. Ed è importante, quindi sia stata premiata, ancora complimenti. Ecco, però ti volevo chiedere un po' com'è andata questa campagna elettorale, vissuta un po' dal territorio. La scorsa settimana abbiamo intervistato gli assessori, i consiglieri comunali eletti, Paolo Bordilli e Alessio Bevilacqua, e oggi te come consigliere municipale eletta volevo un po' chiedere questa sconfitta del centrodestra, un po' come è stata vissuta, che cosa è dovuta, eccetera, secondo il tuo punto di vista. Allora, ma diciamo che principalmente l'analisi secondo me della sconfitta andrebbe fatta comunque all'esterno del nostro partito, perché secondo me la Lega ha fatto un ottimo risultato su vari livelli, sono cresciuti i voti e quindi credo che comunque la Lega abbia lavorato bene in questi anni. C'è da dire che il mandato purtroppo è durato meno del previsto, quindi c'erano molte cose che magari sono state iniziate e non c'è stata la possibilità di terminarli, e direi anche che è stata fatta molta disinformazione da parte della sinistra per quel che riguarda il municipio, la questione dei tagli delle linee collinari. Siccome qui c'è il progetto in atto dei 4 assi di forza, quindi del collegamento veloce degli autobus nelle varie zone della città, avevano fatto in modo di creare questo allarme che sulle zone collinari di Quezzi, Marassi, l'intenzione dell'amministrazione era quella di tagliare gli autobus, i collegamenti, il che assolutamente non è vero, però ecco, questo potrebbe essere uno degli argomenti che magari ha inciso, ecco, su questo risultato. Vi sono molte opere che sono appunto iniziate ma che non sono completate proprio per un discorso di tempi. Penso ad esempio via Donaver, che per chi non conosce è una strada che da anni ha delle problematiche perché è un impalcato, e finalmente questa amministrazione è stata la prima a iniziare a fare i carotaggi e a finanziare l'opera, però naturalmente ancora non è terminata. Oppure i lavori di riqualificazione dell'asilo Camoscio, che sono partiti proprio in questi giorni e che erano attesi da tanto tempo. Benissimo, allora quindi bisogna continuare sicuramente a lavorare sul territorio, ecco, questo è importante. Ti ringraziamo per questa sintesi, Sonia, e grazie complimenti per la tua elezione e grazie ancora per la tua testimonianza sui gravi disordini che sono accaduti ieri nel carcere genovese di Marassi. Ciao e buona giornata. Ciao e buona giornata a tutti, a presto, ciao. Grazie ancora al nostro consigliere municipale della Bassa Val Bisagno, Sonia Paglialunga, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione. Avete ascoltato Filo Diretto.